All'inizio della stagione balneare c'è anche la prima vittima per annegamento. Questa mattina una turista tedesca di 60 anni ha perso la vita a Bibbione. L'azienda sanitaria regionale e il comitato etico hanno dato il via libera al secondo suicidio medicalmente assistito in Veneto. Si tratta di una signora di 78 anni, è il quarto caso in Italia dal 2019. È di un uomo lo scheletro trovato il 30 gennaio tra i rovi di una rotonda in via della Chimica Marghera. Finiscono le speranze dei familiari di Isabella Noventa, uccisa dal Mignasego nel 2016. Venezia sotto assedio dei borseggiatori. A lanciare l'allarme questa volta sono le guide turistiche che, oltre ad illustrare le bellezze della città, devono evitare che i propri clienti non vengano derubati. La caduta di alcuni mattoni ha reso necessaria la chiusura temporanea di Calle del Caffettiera a Sant'Angelo. La calle, dove sostanzialmente ci sono solo affittanze turistiche, era stata definita devenezianizzata. Appello al comune per chiedere di intervenire in uno dei condomini in via della Rinascita a Marghera. La situazione è allo sbando, dicono. Lo scorso dicembre è scoppiato un incendio provocato dai contatori. Cristiano Bonora, detto Doge, è stato premiato a Cafarsetti per aver salvato un 60enne caduto in acqua con l'imbarcazione all'altezza di Saccafisola nell'isola della Giudecca lo scorso 24 maggio. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Apriamo con la tragedia che si è consumata a Bibbione. Una turista straniera tedesca ha perso la vita, è annegata mentre stava facendo il bagno. Erano circa le 12 quando nella zona di Bibbione Pineda, lungo il litorale del Chiosco Blu, una sessantenne di nazionalità tedesca si è sentita male mentre faceva il bagno. Prontamente è stata soccorsa dal personale di salvataggio, poi affidata alle cure del personale medico e infermieristico del punto di primo intervento di Bibbione, coordinato dalla centrale SUEM 118 di Venezia. Si è levato in volo anche l'elisoccorso. Le pratiche di rianimazione cardiopolmonare sono durate a lungo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. È la prima vittima per annegamento dall'inizio dell'anno. La sessantenne era arrivata da poco nella località per festeggiare, come moltissimi tedeschi, le vacanze del Corpus Domini. Alloggiava poco distante dal luogo in cui si è sentita male. Secondo caso in Veneto di via libera alla pratica di suicidio medicalmente assistito. Si tratta del quarto in Italia dal 2019. Riguarda una signora di 78 anni, Gloria, questo il nome di fantasia. Sono emozionata e orgogliosa di essere veneta. Le parole di Gloria affidate all'avvocato Filomena Gallo. Ha dichiarato che finalmente si sente libera di poter decidere, affermando che ha avuto una vita molto felice e morirà felice quando sarà il momento. Sono queste le parole che Gloria, signora veneta di 78 anni, paziente oncologica, ha affidato all'avvocato Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, dopo aver ricevuto il via libera al suicidio medicalmente assistito da parte dell'azienda sanitaria regionale e del comitato etico. Potrà essere Gloria stessa a decidere quando sarà l'ora di dire basta. È il secondo caso in Veneto, dopo quello del vicentino Stefano Geller, affetto da distrofia muscolare, il quarto in tutta Italia dal 2019. La procedura per Gloria, nome di fantasia, è iniziata nel novembre 2022 con l'autorità sanitaria che ha attivato un'equipe multidisciplinare, così come previsto dalla cosiddetta sentenza Cappato emessa 4 anni fa dalla Consulta. Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale rende non punibile l'aiuto al suicidio medicalmente assistito quando il malato è un malato che ha una patologia irreversibile, che produce sofferenze che la persona reputa intollerabile e mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ed è completamente capace di autodeterminarsi. Tutte circostanze che nel caso di Gloria sono state verificate, così come sono state fissate scrupolosamente le tappe del passaggio. Non c'è personale medico disponibile, ma macchinario e farmaco saranno forniti dall'azienda sanitaria e la signora si avvarrà di un medico di fiducia e saranno forniti presso il domicilio, perché la signora ha scelto che quando sarà il momento avverrà tutto presso il suo domicilio.
Parla di esempio veneto Filomena Gallo, ringraziando lo stesso Luca Zaia per la sensibilità sul tema, e questo di fronte a tante regioni che invece non stanno adempiendo, dalle Marche all'Umbria. Ma al di là della politica restano le persone. Gallo è in continuo contatto con Gloria. Emozionata e contenta perché sa di aver ottenuto qualcosa che potrà rinviare, potrà aspettare fino all'ultimo momento e non è costretta ad andare all'estero e privarsi dei suoi cari, e potrà restare nel suo mondo, quello dove ha vissuto per 78 anni. Ripete anche che è importante che le persone sappiano, conoscano i loro diritti, e lei è orgogliosa di essere una cittadina veneta. Arrivati gli esiti degli esami sullo scheletro ritrovato qualche mese fa a Marghera, non si tratta di Isabella Noventa. È di un uomo lo scheletro trovato il 30 gennaio tra i rovi di una rotonda in via della Chimica a Marghera durante i lavori di sfalciatura del verde di un'area abbandonata. Finiscono dunque le speranze per i familiari di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa nel gennaio del 2016 dai fratelli Freddy e Deborah Sorgato con la complicità dell'ex amante di lui, la tabaccaia Manuela Cacco. I resti di Isabella sono stati fatti sparire nel nulla dai 3 condannati in via definitiva per il delitto. Gli esiti degli esami del DNA hanno confermato un solo dato certo, lo scheletro di un uomo. Il medico legale ha confermato poi che il decesso potrebbe risalire a 7 anni fa, una coincidenza temporale che aveva fatto supporre inizialmente che potesse trattarsi proprio di Isabella Noventa. Per di più, il cellulare di Freddy Sorgato venne agganciato in zona proprio nei giorni seguenti il delitto. Non è stato invece possibile chiarire le cause della morte. Il DNA dello scheletro è stato archiviato in attesa di avviare una comparazione con eventuali persone scomparse. Venezia sotto assedio dei borseggiatori. Questa volta a lanciare l'allarme sono le guide turistiche che illustrano le bellezze della città e allo stesso tempo devono evitare che i loro clienti vengano borseggiati e derubati. Chi nota che ci sono in particolari luoghi, in particolari campi, ponti, personaggi che noi ormai sappiamo riconoscere, e a quel punto in una chat comune di guide manda un avviso e noi ne prendiamo atto e cerchiamo di evitare quel posto. Stefano Croce è vicepresidente dell'Associazione Guide Turistiche Veneziane e tra i nuovi compiti cui vengono quotidianamente chiamati lui e i suoi colleghi c'è anche quello di evitare che i loro clienti siano derubati. Un'attività costante che in una città come Venezia non ammette cali d'attenzione. Calli e fondamenta scoppiano di persone che avanzano lentamente, pigiate l'una contro l'altra, spesso distratte dai loro pensieri o dalla bellezza dei monumenti. Io stesso ho assistito non più tardi di una settimana fa a un borseggio praticamente in diretta di una turista americana che non si era accorta di nulla, nemmeno io, era di fianco a me praticamente, e ho sentito l'urlo della borseggiatrice che è stata bloccata da un altro turista bello grosso che l'ha presa di peso con ancora il portafoglio in mano. A Venezia il borseggio è un'attività democratica. Chi la esercita non osserva distinzioni di razza, nazionalità, status sociale e cariche pubbliche o private. Il portafoglio viene tolto a tutti. Recentemente anche alla ministra della Cultura brasiliana, che era voluta andare alla Biennale in vaporetto per sentirsi come i veneziani, e ne è scesa anche lei alleggerita del portafoglio. Naturalmente non si fanno neanche distinzioni tra turisti e residenti. Mia suocera, che ha più di 90 anni, è stata borseggiata qualche mese fa, e poi mia moglie è stata borseggiata una settimana fa, quindi la cosa sta diventando veramente quotidiana e importante. Se nella mia famiglia ho questi esempi, questa cosa è veramente capillare ormai. Il sito web del porto di Trieste ha subito oggi un attacco hacker russo, di hacker russi, analoga sorte per i portali di altre autorità portuali italiane ad un anno di distanza da un altro episodio simile.
Sotto attacco degli hacker russi, e questo è il motivo dello stallo del sito web del porto di Trieste in mattinata. A partire dalle 8 il sistema non riusciva a caricare le pagine informatiche. Stessa sorte dei portali delle autorità di sistema di Venezia, Livorno, Ancona e Civitavecchia. La causa è stata in breve accertata dagli specialisti della polizia postale, immediatamente allertati come previsto dalla procedura. Si è trattato di un attacco dimostrativo di hacker di matrice russa. Esattamente la stessa sorte toccata ai siti di una serie di porti del nord Europa nei giorni scorsi, in Germania, Olanda e Svezia, e in particolare all'hub di Rotterdam. Per fortuna l'attacco, bloccato definitivamente nel primo pomeriggio, non ha riguardato alcuna sezione operativa dei sistemi informatici dello scalo, ma solo il portale istituzionale. Un attacco che arriva in maniera chirurgica esattamente a un anno di distanza da quello subito dai porti italiani nel giugno scorso, quando Legion, costola del gruppo di attivisti filorussi Killnet, rivendicarono su Telegram un'analoga azione contro i siti web dei porti di tutta Italia. Dai dati diffusi da Federlogistica Conftrasporto emerge un incremento degli attacchi alle attività marittime e in particolare ai porti di oltre il 900% negli ultimi 3 anni, comparto evidentemente ritenuto sempre più strategico a livello globale. La caduta di alcuni mattoni ha reso necessaria la chiusura temporanea di Calle del Caffettier a Sant'Angelo. La calle, dove sostanzialmente ci sono solo affittanze turistiche, era stata definita devenezianizzata durante le manifestazioni per la tutela di Venezia. L'imbocco da Campo Sant'Angelo di Calle del Caffettiere è chiuso. A garanzia della pubblica incolumità, un'ordinanza della Polizia Locale di Venezia ne ha interdetto la circolazione pedonale fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell'immobile da cui si sono staccati questi pezzi di mattoni che, frantumati dalla caduta dall'alto, giacciono ancora sui masegni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Calle del Caffettier non è una calle qualsiasi, è una calle in cui tranne una famiglia ci sono solo residenze turistiche, un emblema della piega che ha preso la città. Segnalata con un amaramente ironico striscione calle devenezianizzata, aveva quindi avuto un ruolo fortemente simbolico durante la manifestazione in cui a 50 anni dalla legge speciale di Venezia si chiedeva che in una città che secondo alcune definizioni perde pezzi, abitanti, enti e istituzioni, arrivassero e venissero spesi fondi per la salvaguardia della città. Calle del Caffettier è ora chiusa al transito per la tutela dell'incolumità pubblica. L'appello al Comune per chiedere di intervenire in uno dei condomini in via della Rinascita a Marghera. La situazione, dicono qui, è allo sbando. Io continuo la lotta verso il Comune perché mi sistemino l'entrata perlomeno, perché degli altri posti a me non interessa. Qua si vive, io cammino, è pericoloso anche nel camminare perché le ferriate sono tutte arrugginiti e quando cadi ti fai male. Ho già rotto 4 costole, la quinta vado dal Comune che la rompo il Comune. Siamo a Marghera, in via della Rinascita, e la situazione all'interno di uno dei condomini è al limite, secondo quanto racconta questa signora e altri residenti, che però preferiscono non farsi riprendere dalle telecamere. Vede? Questo è vede che è pericolosissimo, questo ti viene in testa. Ma l'ingresso fatiscente non è l'unico problema. I campanelli non funzionano e, raccontano ancora, lo scorso dicembre è scoppiato un incendio provocato dai contatori, motivo per cui ad oggi i condomini sono ancora senza luce. Ho preso fuoco tutta l'entrata, pericolosa perché non si poteva neanche uscire dal portoncino e non c'è niente di antincendio, qui non c'è nulla, non è a norma nulla. Dopo siamo rimasti senza luce e non l'hanno neanche data quando hanno cambiato i contatori. Noi viviamo con l'ansia che possa essercene un altro. Da tempo si chiede l'intervento di un amministratore condominiale, ma, raccontano i residenti, non l'abbiamo visto e quando ci sono le assemblee la comunicazione ci arriva una volta che si sono già svolte. La mandano solo a me. Gli altri condomini non sanno nulla di queste cose qua.
di tutte queste raccomandate, di queste chiamate che faccio, di questi appelli verso anche il mio legale che facciamo al comune, perché loro non possono sapere nulla, non hanno nulla e non ricevono nulla, visto, considerato che è arrivata anche la lettera l'anno scorso che l'amministratore dovevano metterlo tanto di scritto sulla mia lettera. Loro devono fare quello da mettere a norma come deve essere, mettere l'amministratore. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, la stagione estiva sta entrando nel vivo e anche a Bibbione le spiagge sono già affollate di turisti, ma italiani non ce ne sono, almeno fino alla fine delle scuole. La stagione estiva prende ufficialmente il via e le spiagge del litorale veneziano, come vedete da questa immagine, pullulano di turisti, soprattutto stranieri. Lettonia. Germany. Germany. Austria. Austria, yeah. Ceco. German, sorry. Chi dall'Austria, chi dalla Germania, chi dall'est Europa. Dopo il maltempo che ha investito il mese di maggio, in occasione del Corpus Domini, una delle festività care soprattutto ai turisti tedeschi, gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito. Quasi assenti per il momento i turisti italiani, come ci conferma un animatore. Questo periodo è pieno di tedeschi, di austriaci, ma sono arrivati tutti in questa settimana e si sta iniziando a popolare la spiaggia ed è pieno di gente, si stanno creando bei gruppi e diventa bella animata la spiaggia. Pochi italiani però ancora. No, italiani ne avrò visti 2 o 3 in queste 2 settimane che sono qui a Bibbione. Adesso che finiscono le scuole inizieranno ad arrivare gli italiani ed è una cosa veramente buona perché si riesce a creare gruppo misto tra italiani, austriaci, tedeschi e ci si diverte di più, soprattutto nell'animazione. L'amore degli stranieri non è solo verso le spiagge venete, ma soprattutto per gli italiani. È il mio secondo anno qui. We love Italy. Noi amiamo questo posto, amiamo l'Italia, gli italiani, il cibo. Very friendly. Gli italiani sono molto amichevoli. Non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina. Cristiano Bonora, detto Doge, è stato premiato a Ca' Farsetti per aver salvato un uomo dall'annegamento a Saccafisola. Lo scorso 24 maggio aveva salvato un 60enne caduto in acqua con l'imbarcazione all'altezza di Saccafisola, nell'isola della Giudecca. Oggi Cristiano Bonora, pilota 59enne di Veritas, detto Doge, è stato premiato a Ca' Farsetti con un gagliardetto della città di Venezia. E stava annaspando e il solito vado io, vai tu, e alla fine non andava nessuno. Ho pensato a questo punto ci vado io, ho visto una ciambella in acqua che non è servita a nulla, ho visto una cima, lo stesso non è servita a nulla, mi sono avvicinato con la barca, io l'ho preso, l'ho raccolto e l'ho tenuto su quella trentina di secondi finché poi è arrivata una barca dei sommozzatori che in 3 hanno fatto manovra e l'hanno tirato su e l'hanno messo in salvo, diciamo. Penso che altri 20 secondi, forse meno, e non ci sarebbe stato più nulla da fare. È il minimo che l'amministrazione vuole fare e compiere con questo gesto della consegna del gagliardetto della città di Venezia per un gesto unico come quello di Cristiano che è il fatto che ha salvato una vita umana. Da fine 2021 a oggi sono 14 i cittadini a cui è stato consegnato il gagliardetto per essere intervenuti in un momento d'emergenza, dimostrando grande altruismo e senso civico. Nello specifico tutti hanno salvato qualcuno in seguito a una caduta in acqua causata da un malore o da un incidente. Per 3 giorni, fino a domenica, Venezia torna ad essere la capitale nazionale dello sport e dell'inclusione. In arrivo al Lido circa 500 atleti. I Play Day Games, contando le varie delegazioni di tecnici familiari, richiamano al Lido circa 1000 partecipanti. Da oggi qui al Lido si aprono gli Special Olympics, circa 500 atleti in gara provenienti da tutta Italia. I Play Day Games tornano a Venezia 9 anni dopo l'ultimo appuntamento del 2014. Calcio unificato, basket, canottaggio, vela, nuoto in acque libere, karate, tennis e golf, le discipline in gara al Lido di Venezia fino a domenica. I nostri infopoint, dove abbiamo sia l'agenzia ma soprattutto i volontari della CTV, stanno lavorando alla grande proprio per far capire ai nostri atleti, ai familiari, ai tecnici che sono assolutamente i benvenuti a Venezia.
E oggi noi cominciamo con le gare di canottaggio, quindi nel pomeriggio siamo qui tra il club di Adora e il club nautico San Marco, dove poi faremo anche le premiazioni, e siamo a Cadelmoro con il tennis. Sabato sera la grande cerimonia di apertura al Palazzo del Cinema. La fiaccola arriverà attorno alle 9:50, verso quasi le 10, ecco. Prima c'è tutta una grande sfilata di nostri atleti sul red carpet e poi c'è tutto uno spettacolo che ha il contributo di tantissimi artisti. Importante il messaggio, che è il cuore di tutta la manifestazione. È anche un voler, dare un esempio, no? Ecco, questi ragazzi sono atleti e devono convivere con gli altri atleti. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora lontana dall'Italia. Andiamo verso un fine settimana che a tratti sarà instabile. Il dettaglio di sabato 10 giugno. Sul Veneto nuvolosità irregolare con probabili precipitazioni a carattere sparso, generalmente assenti sulla costa o al più locali. Piogge in esaurimento entro fine giornata con maggiori spazi di sereno. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino cielo in genere poco nuvoloso, dal pomeriggio maggiore variabilità con rovesci e temporali sparsi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino ma con temporali sparsi al pomeriggio e alla sera. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.